Le immagini che vediamo sono del nuraghe Serbissi di Osini. Osini Nuovo è nato nel 1951 in seguito ad una violentissima alluvione che distrusse il vecchio abitato, che è tuttora visitabile. Il territorio di Osini è ricco di flora, fauna e di monumenti archeologici. Tra questo è degno di nota il complesso nuragico Serbissi, costituito da una torre centrale principale e da 3 torri secondarie raccordate da un bastione murario che racchiude un corridoio lastricato sul quale si affacciano gli ingressi delle torri. Le differenze tra i tipi di pietra usati per costruire le torri dimostra come, con tutta probabilità, queste siano state costruite in tempi differenti. Attorno alle torri vi sono resti di un villaggio con capanne e varie costruzioni nuragiche. Particolarità del complesso è la zona dove è stato costruito, ovvero sopra una grossa cavità che, già allora, è stata utilizzata come magazzino per le provviste, oltre che come naturale riparo. Posto su un pendio, come a far da guardia all'altopiano del Tacu, circondato da lecci e da macchia mediterranea, troviamo il nuraghe Urceni. Il nuraghe è di tipo semplice o monotorre, la tholos è crollata, ma la scala interna è ancora in ottime condizioni. Attorno al nuraghe si trovano varie capanne circolari, a testimonianza dell'alta frequentazione della zona in età nuragica.